Buongiorno a tutti, benvenuti sia ai relatori sia alle persone che sono collegate in streaming. Vi ringrazio della partecipazione numerosa, siamo oltre i 300 iscritti anche oggi, numero che sale. Volevo aspettare ancora qualche istante. Nel frattempo volevo ringraziare tutti per la partecipazione al webinar del 10 febbraio scorso. Partecipazione molto numerosa, siamo arrivati a 450 persone collegate in contemporanea. A breve metteremo anche a disposizione i video e le slide presentate la scorsa volta. La giornata di oggi è molto più pratica, andremo in dettaglio dei visualizzatori geografici dell'infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto, illustrando alcuni dei portali tematici. Non i più importanti, ma quelli che hanno avuto la genesi maggiore. In particolare andremo a presentare l'Era Fototeca regionale, relatore il dottor Umberto Trivelloni e la collega dottoressa Alessandra Amoroso. Salutiamo la collega Isabella Monica Bonaventura, che purtroppo non può essere presente per motivi familiari. Secondo è il WebGIS cartografico, sempre la collega dottoressa Alessandra Amoroso che lo presenta. Poi avremo in anteprima per tutti il WebGIS del PTRC, nuovo piano territoriale regionale di coordinamento approvato nel 2020 e in fase di completamento come caricamento dati, ma è già, diciamo così, un ottimo portale per tutta la parte di pianificazione territoriale. Abbiamo notato una grande sinergia all'interno della direzione di pianificazione territoriale su questo tra i colleghi della parte cartografica e i colleghi che si occupano della parte di pianificazione. Lo sviluppo armonico dell'informazione geografica nel quadro più ampio della pianificazione territoriale e regionale del governo del territorio è molto importante nel nostro settore perché mette insieme l'anima geografica con l'anima pianificatoria e urbanistica. Come ultimo farò io una presentazione, più che altro una carrellata degli altri portali realizzati in collaborazione con tutte le direzioni e le strutture regionali. Cito ad esempio il portale delle foreste, il portale dei geositi, il portale dei sentieri dei bivacchi, gli itinerari ciclabili, le terre a uso civico molto importanti. Carrellata molto veloce perché volevo dare spazio ai colleghi delle relazioni precedenti. Il webinar di oggi entra nel vivo nel ciclo di webinar, entra nel vivo con oggi, poi abbiamo il prossimo che è il 24 febbraio 2021 con la parte di dati satellitari per l'osservazione e monitoraggio del territorio. Anche qui verranno presentati alcuni WebGIS realizzati in collaborazione con i colleghi, ma non solo. Potete leggere nel programma allegato. Poi il quarto webinar è quello del 3 marzo, molto interessante perché si parla di open data e dati geografici, tematica anche questa di rilievo nell'ultimo periodo. Come sapete tutti, la Regione del Veneto è stata tra le prime regioni a pubblicare tutti i dati geografici open source e con licenza open o CC BY o IODL, ma lo approfondiremo anche con i colleghi Ciasullo di Agid e Gianni Siletto della Regione Piemonte. Proseguendo poi abbiamo il 10 marzo un altro webinar sulla banca dati di copertura del suolo e soprattutto sul monitoraggio del consumo. Poi proseguiamo il 17 con un webinar in collaborazione con il Master in G-Science, Sistema di pilotaggio remoto dell'Università di Padova, modera il professor De Marchi. Andiamo al 24 con i sistemi di monitoraggio geodetico, anche qui abbiamo la partecipazione dell'Università di Padova, del CISAS e di altri colleghi che parlano appunto dei monitoraggi del territorio. E ultimo, il 31 marzo, modera il dottor Pierpaolo Mila sulla produzione e gestione di database topografici. Come vedete i webinar sono molto differenti tra loro per andare a coprire tutta una serie di tematiche che la nostra direzione, la Regione del Veneto in particolare, svolge come attività. Non mi dilungo oltre perché sono già le 10:40, siamo arrivati a più di 300, quasi 400 iscritti, quindi direi che possiamo entrare nel vivo della prima presentazione.
lascio la parola al collega e amico dottor Umberto Trivelloni che parlerà dell'aerofototeca regionale. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci vediamo per questo secondo appuntamento, come è stato introdotto dal collega Brentan. Ci fa piacere che siete molti anche oggi e andiamo subito ad iniziare. Come anticipato, oggi vediamo alcuni dei portali che sono presenti, disponibili presso la nostra infrastruttura dati territoriali e in particolare sarà una giornata abbastanza dinamica, nel senso che i portali che verranno poi illustrati verranno illustrati online, quindi sostanzialmente in presa diretta. A differenza quindi dello stile diciamo più utilizzato in questa giornata, io invece comincio con una presentazione statica un po' tradizionale, che serve anche in qualche modo, spero, a rompere un po' il ghiaccio, insomma, a introdurre un po' il tema dei dati geografici in senso generale, in qualche modo seguendo quello che è stato il ragionamento che abbiamo fatto assieme la settimana scorsa. In particolare la mia intenzione è quella di descrivervi il contenuto dell'aerofototeca regionale, però prendendo anche qualche spunto per considerazioni di carattere un po' più ampio. E in coda alla presentazione che vi illustrerò c'è un ulteriore breve intervento della collega dottoressa Amoroso, che vi farà vedere invece appunto la navigazione all'interno di questo specifico portale. Prima di andare direttamente a parlare appunto dell'aerofototeca regionale, facciamo una rapidissima introduzione. Per molti di voi queste sono cose ampiamente conosciute, non intendo assolutamente tediarvi con considerazioni insomma pesanti magari o disciplinari vecchio stile, però insomma ritengo opportuno inquadrare anche la funzione delle foto, delle riprese aeree, quindi dell'osservazione della Terra dall'alto all'interno di un percorso che è quello di strutturazione, di formazione del dato geografico, del dato cartografico. Questo è quello che trovate scritto sostanzialmente in questa prima slide, dove vedete elencate anche le 5 fasi tradizionali classiche di formazione della cartografia, che insomma chiaramente nel tempo ha cambiato formato prevalente, no? Parliamo di CTR, parlando di cartografia regionale, dalla carta stampata alla carta numerica fino ad arrivare ai database geotopografici che si usano adesso, però le fasi sostanzialmente rimangono le stesse, molte volte sconosciute negli aspetti più di dettaglio e anche, devo dire, spesso sconosciute anche per le caratteristiche tecniche e anche qualche volta per i costi che comportano. Come potete vedere tutto parte naturalmente, al di là dell'inquadramento geodetico naturalmente, ma tutto parte dalla ripresa fotogrammetrica. Andando nello specifico, l'aerofototeca regionale, come vedete illustrato, si compone di una serie, sostanzialmente un archivio che si compone di una serie di voli piuttosto consistente, che soprattutto copre un periodo di tempo di circa 90 anni, quindi un primo volo che noi abbiamo come epoca, che abbiamo nei nostri archivi, è un volo dell'Istituto Geografico Militare del 1929. Arriviamo naturalmente fino a questi ultimi anni, sostanzialmente, alle riprese che vengono fatte in questi ultimi anni.
L'ultimo capoverso, vedete, si parla di una precisazione. Oggi parliamo di fotogrammi, di riprese aeree fatte solitamente con il fine di realizzare cartografia. E poi, a parte casi specifici come i voli RAF ricognitivi durante il periodo bellico, non parliamo dell'ortofoto, che è un prodotto che tutti conoscete, che ormai è consolidato, è dagli anni 90 che viene realizzato. Di questo naturalmente siamo in possesso di numerose serie, alcune acquisite dalla regione, alcune acquisite per il tramite di AGEA, che negli ultimi anni le realizza ogni 3 anni per l'intero territorio nazionale. All'interno del panorama, diciamo, dell'aerofototeca regionale c'è la parte digitale. La parte digitale si compone, come potete leggere, di circa 90.000 fotogrammi aerei, risultati 95 riprese aeree realizzate nell'arco temporale dal 1929 al 2019. E queste foto sono realizzate da noi, cioè dalla Regione del Veneto, oppure dall'Istituto Geografico Militare, dalla RAF o anche da altri enti locali, soprattutto presenti nel territorio veneto, con cui si sono realizzati progetti congiunti, come accennavamo anche in occasione del precedente incontro. Questa slide è importante, ve la riassumo perché ci sono tante cose scritte. Sostanzialmente, come anticipato dall'amico Delio Brentan, c'è una politica di rilascio in modalità open dei dati che ormai è molto consolidata, e come potete vedere questo vale anche naturalmente per le foto aeree. Parliamo quindi di un numero di dati consistenti, come detto prima. Il rilascio in modalità open ovviamente non è consentito per quei prodotti che non sono di proprietà della Regione del Veneto, ma che sono in nostro possesso grazie a convenzioni ed accordi con altri soggetti come l'Istituto Geografico Militare o l'Aerofototeca Nazionale, oppure altri soggetti. In quel caso ci sono delle limitazioni d'uso, di riproduzione e di trasmissione di questi dati. L'aerofototeca però si compone non soltanto della parte digitale, di cui parleremo nello specifico oggi, e quindi del geoportale ad essa dedicato, ma anche di un luogo fisico che è il Centro per la Cartografia, che molti di voi conoscono, che si trova a Mestre, via Cardinal Massaia. Ecco, qui vedete i riferimenti anche per i contatti. La cosa interessante da dire, c'è stata naturalmente un'evoluzione nelle funzioni di questo centro, che un tempo era utilizzato per la cessione e la vendita sostanzialmente della CTR. Negli anni è rimasto comunque attivo e naturalmente viene utilizzato per consultazioni in diretta, diciamo, dell'archivio dei fotogrammi. Qui, a proposito della fruibilità del centro, ho inserito 3 slide molto velocemente su una Customer Satisfaction che eroghiamo da tempo. Questa si riferisce al periodo prima dell'emergenza Covid, per il quale poi ci sono naturalmente degli interventi di tipo particolare sia nella fruizione, nell'erogazione, scusate, del servizio, sia nel monitoraggio della funzionalità di questo tipo di erogazione. Prima si utilizzava questa customer con alcune domande che insomma sono abbastanza classiche e riprese dagli schemi della pubblica amministrazione. I risultati sono molto buoni, la qualità del servizio è soddisfacente, è un riscontro che abbiamo che ci consente a livello di analisi, questa è l'ultima slide che vi propongo, ci consente di osservare come le cose vadano piuttosto bene per quanto riguarda appunto il front office che si realizza negli uffici di Mestre, e con qualche segnalazione di problematiche riferite alla struttura della sede, ma sono cose che speriamo di poter risolvere dopo la fase di emergenza Covid, per l'appunto. Ho aggiunto una nota in fondo a questa pagina perché anche in questi giorni abbiamo naturalmente riceviamo delle richieste da parte di utenti. Ci sono dei periodi di aggiustamento, diciamo, a causa dell'emergenza Covid, per cui l'erogazione dei servizi viene fatta in modalità da remoto, come in questi giorni. In ogni caso, consentitemi di una piccola parentesi. A questo proposito ringrazio in particolare le colleghe Monica Bonaventura e Alessandra Amoroso, che si occupano direttamente del front office, del rapporto con l'utenza, integrando quello che è il servizio fornito tramite web. Per quanto riguarda il visualizzatore, quindi andiamo un po' introduciamo quello che poi Alessandra svilupperà meglio. Il visualizzatore
è uno di quelli presenti nel nostro geoportale. Poi vedrete, insomma, il funzionamento è abbastanza intuitivo. Naturalmente c'è la possibilità di selezionare i voli, i territori del Veneto di interesse e di vedere i fotoindici da cui puoi selezionare il fotogramma di interesse. Però adesso usciamo un momento dallo stretto ambito, diciamo, del visualizzatore per fare qualche ragionamento di più ampio respiro sulle foto aeree, sulla ripresa della Terra dall'alto, e questo mi interessa parlarne molto perché oggi parleremo soltanto di foto aeree. Sapete, ci sono altri webinar dedicati nello specifico ce n'è un altro, il prossimo, dedicato proprio all'Earth Observation da satellite, però alcuni concetti secondo me sono poi come dire, riproducibili, quindi se ne parliamo oggi ci riferiamo soltanto alle foto, magari dando uno sguardo abbastanza importante al passato, però poi torneranno in qualche modo utili anche per la prossima occasione in cui parleremo di modalità più moderne di ripresa aerea. Ecco, vedete l'evoluzione delle foto aeree. Qua abbiamo sulla sinistra un fotogramma tradizionale, diciamo, che molti di noi conoscono, fino agli anni 2000, fino a prima del 2010 era la modalità più diffusa, fotogramma analogico, con tanto di indicazioni, vedete sul bordo, di quota, di data e quant'altro, mentre sulla destra abbiamo un fotogramma digitale di epoca più recente. È evidente la differenza fra i due già a un colpo d'occhio, però le due frecce indicano una zona particolare dove abbiamo fatto un piccolo zoom. Vedete che la qualità, la definizione dei fotogrammi è molto diversa. Adesso con le foto digitali, sapete, si arriva ad avere un pixel al suolo, un GSD anche di pochi centimetri, comunque con 10 centimetri è sufficiente abbondantemente per fare cartografia alla scala 1 a 2000, con 20 centimetri per fare la scala 1 a 5000. A volte si arriva spesso negli ultimissimi anni anche a GSD più ridotti, di pochi centimetri, per fare le ortofoto di elevata precisione e quant'altro. Noterete immediatamente in questo porticciolo, insomma, si vede benissimo la differenza di possibilità di zoom, tanto per essere molto semplici, quindi la differenza di risoluzione fra i due prodotti. Naturalmente, apro la parentesi, trovate dei GSD, quindi delle risoluzioni ancora più alte nel caso di riprese eseguite da drone, da un dispositivo di sistema di pilotaggio remoto. Però lì si aprono altri generi di problematiche di cui magari parleremo in un'altra occasione. Ecco, lo zoom spinto che abbiamo visto prima può anche comportare qualche problematica, nel senso che non sempre l'estremizzare in qualche modo determinati risultati può essere utile. Noi abbiamo riscontrato negli anni immediatamente successivi all'ingresso delle foto digitali di elevata precisione qualche problematica nelle fasi di restituzione cartografica. Come sapete, il restitutista sostanzialmente disegna quello che vede dalla coppia fotogrammetrica per poterne definire anche la tridimensionalità. Come vedete in queste foto si vede veramente tantissimo, si vedono anche troppe cose, diventa molto difficile discernere cosa veramente importante inserire. Non sto ad annoiarvi con una serie di casistiche, però abbiamo visto un po' di tutti i colori, perché vedere troppo a volte diventa un po' problematico, perché diventa più complesso il lavoro dell'istitutista. Qui abbiamo invece una immagine del passato, l'evoluzione del territorio. L'evoluzione del territorio è un aspetto molto interessante. L'aerofototeca naturalmente può essere un'utile risorsa al fine di poter eseguire degli studi di vario tipo di analisi territoriale, naturalmente anche relative all'evoluzione che il territorio subisce, sia in ambito naturalistico, sia legato a eventi particolari, anche calamitosi, ma anche naturalmente per quanto riguarda l'evoluzione urbanistica delle infrastrutture e quant'altro. Questo è uno dei tanti esempi, un'immagine di Cauda nel 1937. Non ho messo accanto a questa immagine un'immagine attuale, perché insomma mi pare che già questa parli da sola, è evidente che la situazione è molto, molto mutata. Qui abbiamo un altro esempio sempre di come si possono utilizzare queste immagini per analizzare l'evoluzione territoriale. Queste piove di sacco, un esempio
fra i tanti possibili, dal 1933 al 1978, si nota chiaramente un incremento importante dell'urbanizzazione, della densità dell'urbanizzazione. Va detta una cosa molto importante: voi sapete che il volo di riferimento per questo tipo di analisi è il volo GAI del 1954-55, primo volo a copertura nazionale, primo volo aerofotogrammetrico. È un volo importantissimo non solo perché ha le caratteristiche appunto adeguate per farci cartografia, ma anche perché sono anni particolari, sono gli anni sostanzialmente di inizio del boom della diffusione anche dell'edificato. E quindi quello è un po' l'anno zero, se vogliamo, per certi aspetti dell'evoluzione che adesso ci ha portati alla situazione in cui siamo, che come è noto insomma è anche probabilmente eccessiva, e se ne parlerà nel webinar in cui si parlerà delle carte, delle banche dati per lo studio di copertura, uso e monitoraggio consumo di suolo. Un altro esempio, prima abbiamo visto dagli anni 30 agli anni 70, qua siamo dal 75 al 2015, siamo a San Donà. Vedete, anche in quel periodo c'è stato un grande incremento, cosa che in questi ultimi anni, come è noto, è rallentata. Qua invece vediamo una curiosità: questa è una foto del tempo di guerra, siamo ovviamente nel secondo conflitto, una foto della Royal Air Force. Vedete San Donà, a parte sopra la freccia blu che vedete campeggiare al centro, ci sono i segni del bombardamento, quindi numerose buche. In particolare la freccia ci porta allo zoom in cui si vede il ponte sul Piave che è stato colpito dal bombardamento. Questo è un altro esempio, questo è Porto Marghera, questa foto 12 giugno 1944, vedete numerosissimi esempi di ovviamente di bombardamenti. Questa l'ho messa per riprendere quello che vi avevo mostrato in occasione del precedente webinar. Vedevamo Treviso prima del bombardamento, il famoso bombardamento di Treviso, dove in qualche modo si poteva pensare che era un sistema informativo territoriale. Questa è la stessa cosa, questa è Mestre, anche qui vedete indicate una serie di obiettivi che erano appunto individuati al fine di dirigere per quanto possibile, vista la tecnologia bellica dell'epoca, il bombardamento appunto verso l'attacco verso determinati obiettivi. Abbiamo ancora degli esempi di questo tipo di situazioni. Non faccio vedere queste immagini storiche solo perché sono suggestive, ma c'è anche uno scopo, un'idea progettuale che poi vi descriverò. Qui facciamo una piccola deviazione, qui vediamo un esempio di antiche tecniche come le ho definite, il mascheramento. Voi sapete che fino al 2000 sostanzialmente ogni immagine ripresa dall'alto doveva avere un nulla osta dei militari, in buona sostanza. E tra le varie situazioni particolari siamo passati non 20 anni, ma direi 500 anni, insomma. C'era anche l'uso di operare il mascheramento, cioè gli obiettivi militari venivano nascosti, come vedete in questa immagine. Questa è un'immagine di Padova, e c'è una serie di infrastrutture, caserme, aeroporto, depositi militari che sono nascosti. Naturalmente tutti conoscete questa tecnica, se vedete appunto le foto fino al secolo scorso, sono tutte quante in qualche modo rovinate da questa tecnica che era, insomma, assumeva contorni anche qualche volta un po' surreali, se vogliamo proprio dirla tutta, perché dopo un po' si resero conto che indicando dove erano gli obiettivi, facendo sui fotogrammi si evidenziava chiaramente dove c'erano obiettivi sensibili, e questo avrebbe potuto aiutare il nemico. E quindi si cominciò a fare una sorta di mascheramento un po' evoluto, e andando a nascondere anche cose dove non c'era l'obiettivo, però bastava confrontare le serie di immagini diverse e si capiva dove c'era l'obiettivo per davvero, dove invece cambiava di volta in volta un falso scopo sostanzialmente. Ecco, questa tecnica fu andata avanti fino agli anni 90, cioè le ortofoto degli anni 90 non hanno le macchie, solitamente non hanno le macchie nere o bianche come in questo caso, però hanno dei copia e incolla di pezzi di territorio. Ad esempio nell'ortofoto, non ricordo se del 1993 o del 1997, non si vede l'aeroporto Allegri di Padova perché
al suo posto è stato messo un quartiere residenziale che quindi è stato sostanzialmente copiato e incollato per nascondere l'aeroporto. Sono cose che nell'epoca di Google Earth e di tutti gli altri sistemi fanno sorridere. Ecco, qui vediamo un particolare, la foto sulla destra è del 1945, vediamo la stazione Campo di Marte a Padova e all'interno del cerchio rosso sono molto ben visibili i segni del bombardamento. La immagine alla sinistra è del 1954, il volo Gai di cui si parlava prima. L'ho inserita perché, a parte che si vede anche qui il mascheramento, si vede in entrambe le foto peraltro, si vede i segni delle bombe e quant'altro, ma è interessante vedere come già nel 1954 in questo caso c'era stata un'edificazione importante in una zona che era stata oggetto di pesanti bombardamenti. Ora questo, come molti di voi sanno, è un problema reale, nel senso che ancora adesso c'è un sacco di ordigni inesplosi che si trovano soltanto quando si fa qualche lavoro, e questo è il motivo per cui di solito quando si lavora sulle stazioni e poi si trova l'ordigno si blocca la città e accadono tutte le cose che ben conosciamo. Sarebbe molto importante poter sviluppare un progetto che consente di individuare, quantomeno a livello preliminare, delle classi di rischio in cui identificare, in cui suddividere il territorio per rendere più agevoli le operazioni di ricerca ed eventuale bonifica. Però abbiamo visto molti casi, abbiamo parlato delle situazioni relative per l'appunto alle immagini belliche, abbiamo parlato dell'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico, ma la sequenza di immagini storiche ci può consentire anche di fare altri tipi di analisi, altri tipi di rappresentazione, ad esempio nel caso degli eventi calamitosi. Qui ne abbiamo quello che verosimilmente, anzi senza ombra di dubbio, è il più grave che ha colpito la nostra regione, che è l'evento del Vajont. Il Vajont, come sapete, ha comportato la grossa frana al Monte Toc che ha portato sostanzialmente alla eliminazione dell'abitato di Longarone e di altri abitati minori nelle circostanze, con un numero molto elevato di vittime. Questa è una foto del sito del Vajont nel 1954. Questa invece è l'evoluzione nel 1960, quindi col bacino già molto evidentemente formato, anche se non ancora nel livello più alto che poi ha sostanzialmente preceduto l'evento tragico. Questo Vajont, come lo vediamo, nel 2012, quindi dopo la frana e dopo le successive sistemazioni. Quindi, come vedete, c'è la possibilità di spaziare in epoche per l'appunto molto lunghe e di operare numerosi studi sul territorio anche valendosi di questo tipo di risorse. Come vedete io sono giunto al termine con la solita slide che, come ho fatto anche l'altra volta, vi invito a utilizzare soprattutto per quanto riguarda i riferimenti che trovate sotto e naturalmente l'email di contatto per qualunque domanda di qualunque tipo. Però prima di chiudere vorrei aggiungere molto rapidamente 2 o 3 note. Allora, innanzitutto vorrei citare il grandissimo lavoro fatto fino a qualche anno fa assieme allo UAV, all'Università UAV di Venezia, che ha molto supportato la Regione nella realizzazione della prima aerofototeca digitale. Erano i tempi in cui le due cose erano separate, c'era un WebGIS cartografico, come alcuni di voi ricorderanno, poi c'era un'aerofototeca che lavorava a parte in qualche modo. E l'aerofototeca adesso è stata rifatta, è stata inserita naturalmente all'interno dell'infrastruttura dati territoriale della Regione Veneto, però ha mantenuto moltissimi degli aspetti non naturalmente strutturali, ma di visualizzazione e di funzionamento che sono derivanti dall'esperienza fatta assieme appunto allo UAV, che è stata estremamente preziosa, anche perché eravamo in un'epoca in cui questo tipo di risorse erano molto meno generizzate rispetto a questi ultimi anni sostanzialmente, quindi è stato un grosso lavoro anche di ricerca e di sistemazione dei voli. Questo ci consente di poter disporre oggi di una delle migliori aerofototeche disponibili al mondo, mi sento di dirlo, ce ne sono anche altre, naturalmente anche in Italia, anche di altre regioni. È ovvio che si deve sempre cercare di migliorare anche in questo aspetto, però insomma riteniamo che questo sia un punto di forza molto importante. Peraltro, e vado veramente a concludere, poi il moderatore, il collega Delio Brentan potrà anche illustrare en passant, diciamo, la situazione, già è stato fatto l'altra volta,
a livello generale, ma la situazione degli accessi, dei download che vengono operati all'interno di questi siti, l'Aerofototeca regionale è uno dei siti più utilizzati, ma per esperienza diretta con il territorio sappiamo che molti ancora non lo conoscono. Io ritengo che questo potrebbe, o senz'altro, essere un'opportunità, insomma, per estendere la conoscenza di questa risorsa che, ripeto, è libera, è accessibile a tutti e anche a chi ancora non la conosce sostanzialmente. Io concludo in questo modo e lascio la parola alla collega Alessandra Moroso che si collega da altra sede e vi illustrerà appunto il funzionamento del geoportale. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Umberto. Adesso vi condivido il mio schermo. Ecco qua, siamo nel geoportale regionale idt2.regione.veneto.it. Vi mostro un attimo come funziona l'aerofototeca. Allora, per entrare nell'aerofototeca potete farlo o direttamente dalla home page, sotto il logo della regione, a fianco alla voce home c'è la voce aerofototeca, oppure attraverso i visualizzatori geografici. All'interno, eccolo qua, aerofototeca. Alla fine di questa pagina descrittiva che vi consiglio di leggere, andate in apri visualizzatore e vi comparirà la regione del Veneto, i confini, ecco qua, i confini regionali, provinciali, eccetera. Dunque, per quanto riguarda la fototeca, si possono distinguere o fare diciamo, una ricerca o per ambito, dove sono stati inseriti gli ambiti più richiesti, colli iberici per esempio, piuttosto che non so, il fiume Brenta, le foci del Po, eccetera, o per comune. Io adesso digito Venezia, tanto per essere originale, ecco qua. E vediamo il confine comunale del territorio di Venezia, del comune di Venezia, e vedo subito che nella finestra di sinistra, le cosiddette TOC, ci sono un elenco, compaiono un elenco di voli, che sono tutti i voli disponibili per il comune, che si sovrappongono insomma al comune di Venezia. E in questo caso ne abbiamo 23 e abbiamo per esempio quello dell'IGM, il 43-45 RAF, per esempio vediamo il 54-55 DAI, eccolo qua, questo copre bene tutto il territorio. Per, non so, prendiamo ad esempio non so, Piazza San Marco, che dovrebbe essere qua, eccola qui, clicco sopra, mi vengono selezionati i fotogrammi che si sovrappongono proprio a Piazza San Marco. Questi fotogrammi li trovo poi sempre nella finestra di sinistra, nella TOC di sinistra, dove c'è scritto elenco fotogrammi. E muovendomi al di sopra vedo che vengono evidenziati. Ci posso cliccare sopra e vengono visualizzati. Allora, mi sono dimenticata di dire una cosa. L'aerofototeca, tutti i voli dell'aerofototeca che hanno dicitura REVEN, quindi Regione Veneto, quindi proprietà della Regione Veneto, sono sia visualizzabili quindi con questo cannocchiale e sia scaricabili, mentre tutti gli altri da IGM o RAF non sono scaricabili, alle volte possono essere visualizzabili, ci può essere una piccola preview. Come in questo caso noi li possiamo visualizzare ma non scaricare, perché appunto non sono proprietà della Regione del Veneto. Vediamo invece uno di proprietà della Regione Veneto, andiamo uno un po' più recente, tipo il 2004. Vediamo questo. Anche qui clicco, mi vengono selezionati alcuni fotogrammi, quelli che si sovrappongono al punto di mio interesse. Li posso visualizzare. Una volta che decido che questo fotogramma potrebbe essere quello di mio interesse, clicco sul più al fianco del fotogramma e viene caricato nel carrello.
Ne posso caricare anche un altro, mettiamo questo, posso caricarne al massimo 50 o 1 giga di peso. Posso caricare anche fotogrammi di anni diversi. Vediamo se questo eccolo qua. Prendiamo questo, uno a caso. Questo qua, ok, lo carico. Dopodiché clicco su scarica e scarico nel mio PC un file zippato con tutti i fotogrammi che ho scelto. Ecco qua. Ok. Questo, per quanto riguarda gli ambiti, stessa cosa, Fiume Adige, anche qui tutta una serie di voli, ne scelgo uno, vedo che vengono visualizzati i fotogrammi, mi interessa questo benissimo, anzi lo carico nel carrello e dopodiché lo posso scaricare. Vi mostro che oltre ai fotogrammi nel visualizzatore dell'area fototeca posso anche caricare altri layer cartografici attraverso quest'icona che definisce appunto il catalogo dei layer. Per esempio, non so, andiamo sull'acqua, uno delle informazioni che ci vengono spesso richieste, posso caricare il grafo dell'idrografia. Come faccio a caricarlo? Devo prima andare nella toc di destra, selezionare il gruppo o crearne uno nuovo. Creiamone uno nuovo, chiamiamolo webinar. Ok, lo seleziono comunque, deve essere rosso e vado a caricarci l'elemento idrico cliccando sul più a fianco, eccolo qua. Lo trovo nel menu a destra e anche nella mappa, nel visualizzatore. Ok, io penso di avervi, posso anche, sì, anche stampare, ma questo magari ve lo mostro dopo quando parliamo del WebGIS cartografico, che magari può essere più interessante. Posso cambiare gli sfondi, in questo caso OpenStreetMap, ma posso caricare la CTR guardando sotto in basso a sinistra, o tutte le varie ortofoto, l'ultima caricata è la 2018. E basta, io per quello che riguarda la fototeca ho finito, lascio la parola al collega Brentan e ci vediamo dopo. Grazie Alessandra, bravissima e precisa come sempre, e io volevo ringraziare sia l'Alessandra che Umberto perché abbiamo avuto nello scorso anno più di 21.000 accessi alla fototeca, che vuol dire più o meno 57 accessi al giorno, che per un portale di tipo, tra virgolette, specialistico è un grosso risultato. Se pensate che è seconda soltanto al portale dei dati cartografici, c'è quello generico, quello dove tutti accedono per vedere e visualizzare i dati dell'infrastruttura, che con 35.000 accessi nel 2012. Per accessi intendo l'utente che si collega, naviga, controlla e scarica i dati. E passiamo subito di nuovo alla Alessandra che adesso ci spiega invece il nuovo visualizzatore WebGIS cartografico in cui sono state inserite nuove funzionalità sulla base delle richieste degli utenti, perché ovviamente noi facciamo tesoro delle richieste che ci arrivano dagli utilizzatori, non solo dai professionisti ma anche dai cittadini che utilizzano il nostro portale, e cerchiamo di migliorarlo in maniera continua e continuativa. Abbiamo aggiunto delle nuove funzionalità per rendere più facile appunto il download dei dati direttamente dal visualizzatore, evitando quindi il doppio passaggio parte statica e parte dinamica, diciamo così. Alessandra, se ci sei, ecco, mi zittisco, grazie.
E ti ricordo, scusami, che hai una ventina di minuti, anche un po' meno, vedi tu, Sì, e comunque quando arrivi ai 10-15 ti avverto, grazie. ok, sì, non c'è problema. Grazie Delio. Allora, ricondividiamo lo schermo. Ecco qua. Andiamo sempre nel nostro IDT, nei visualizzatori geografici, come abbiamo fatto prima, e in questo caso nel WebGIS cartografico. Anche qui vado in apri visualizzatore. Ok, ecco qua. Nella TOC, nella finestra di destra, sono già caricati tutta una serie di layer, come i limiti amministrativi, i quadri di unione degli elementi della carta tecnica, il 5 al 10.000, e altre informazioni che dopo pian piano vi mostrerò. Diciamo che intanto la nuova funzionalità che è stata inserita in queste ultime settimane è stata quella di fare il download dei dati statici, o meglio, vi mostro, cliccando su questa graffetta, io posso fare il download direttamente da qui. Prima bisognava fare un altro passaggio all'interno dell'IDT un po' meno diretto rispetto a questo, meno intuitivo. Ecco. Qui posso selezionare se scaricare la carta tecnica e i punti geodetici, scegliamo la carta tecnica, il formato di XF, Shape o TIFF, facciamo pure Shape, e posso selezionare o l'intera provincia tipo Padova. Adesso un attimo perché ci metterò un po' a caricare. O facciamo, anziché per provincia, vediamo per comune, se facciamo sempre Venezia. Ok, eccolo qua. Vediamo subito che ci sono, per esempio sempre su Venezia, per essere così un po' più semplice la cosa, abbiamo sia il GeoDB, che è l'area del GeoDB, che è questa area più grande e gialla, sia gli elementi di carta tecnica che sono segnati dal solito taglio del quadro d'unione della carta tecnica. Come prima per l'area fototeca, stessa cosa qui, dove c'è la lista elementi, vedo subito che appunto ho il lotto comune di Venezia, che appunto è il nostro GeoDB, in Fuso 12 o in TRF 2000 o in Gas Boada. Questo qua è il comune, sì, il comune di Venezia, oppure il lotto Laguna di Venezia, anche qui Fuso 12 e TRF o Gauss Boaga, che è questo più grande. Esatto, ce ne sono due per quello che riguarda il territorio del veneziano, del 2006 o del 2010. Se decido di scaricare uno di questi GeoDB, sempre con il più alla fine della voce, e in questo caso, essendo dati molto pesanti, abbiamo scelto di fare un download per punti, linee o aree. Quindi dovreste andare in questo caso schiacciare su scarica elementi puntuali e scaricherete GeoDB, gli elementi puntuali del GeoDB e così via per quelli lineari e poi areali. Ok, mentre per quello che riguarda invece la carta tecnica tradizionale, eccoli qua i nostri elementi, clicco sopra, vengo posizionata sopra l'elemento, li posso scaricare in fuso ovest o in fuso est, dove sono presenti. Ecco qua in fondo trovo quelli in fuso est. Allora li seleziono, li metto nel carrello, ecco qua, e dopodiché anche qui scarico il file in formato zip della carta tecnica.
Ok, quindi questo per quello che riguarda la carta tecnica. Per quello che riguarda invece i punti geodetici, torno nella voce categoria dati, scelgo punti geodetici, ecco qua, e posso scegliere tra vertici GPS, capisaldi regionali o capisaldi IGM. Scegliamo i vertici GPS, il comune, vediamo sempre su Venezia. Ok, qui ci sono i vertici GPS presenti all'interno del comune di Venezia, ci clicco sopra, mi viene selezionato il punto e anche in grigetto nella lista degli elementi la voce insomma, alla quale si riferisce, e posso anche qui caricarlo nel carrello. Questo per quanto riguarda i vertici, stessa cosa per capisaldi regionali, dobbiamo sempre rimettere il comune, quei pochi, o invece capisaldi IGM, ecco qua ne ho di più. Anche qui, non lo so, clicco sopra, lo scelgo, va bene, lo scarico, ne scarico anche di più, cioè li metto intanto nel carrello e dopodiché, come prima, li posso scaricare. Un'altra cosa interessante che si può fare è fare delle stampe dell'area di interesse. Adesso a questo punto posso tenere sempre OpenStreetMap oppure posso caricare, a seconda delle necessità, la carta tecnica, per esempio. Caricando come sfondo la carta tecnica, eccolo qua, vado su stampa, iconcina qua a fianco, mi chiede il formato di stampa, mettiamo una 3 orizzontale, no, ho esagerato, facciamo una 4, non va, allora riproviamo, facciamo un refresh magari. Ok, eravamo su Venezia, avevamo caricato, era tanto per mostrarvi, i vertici mi pare, sono i punti geodetici, quelli che si capisce di IGM forse. Ecco qua, mi interessa questo, ok. Inserisco la carta tecnica come sfondo, vediamo se stavolta siamo più fortunati con la stampa, se no credetemi sulla parola. Ok, A4 scala diciamo 5000, eccolo qua. Questa è l'area di stampa, gli chiedo di di crearmi il file, può essere utile per capire così, quali vertici ho scaricato, più o meno dove erano, anche se poi nelle monografie ovviamente si capisce comunque, e scarico il PDF. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, se io provo ad aprirlo, se lo vedete bene. Eccolo qua. E questa è la stampa del PDF. Sì, si vede benissimo, Si grazie. vede? Boh, bene, sono contenta. Ok, dunque, dopodiché posso anche caricare altri layer, ma torniamo come sfondo con OpenStreetMap, che in questo caso forse ci aiuta un po' di più. Dunque, altri layer, quello che vi mostravo prima nell'area fototeca, per esempio posso caricare un layer molto sì, di interesse ma anche scenografico, la carta di uso del suolo, e tra l'altro di questo se ne parlerà in un altro webinar del 10 marzo se non sbaglio. Carichiamo la carta copertura del suolo 2018, dobbiamo anche qui
o selezionare un gruppo o creare uno nuovo. Facciamo come prima webinar, conferma, eccolo qua in fondo, lo seleziono, quindi diventa rosso, vado sul più a fianco alla voce che mi interessa e adesso mi viene caricata la carta di copertura del suolo. Ok, a fianco alla voce che viene caricata ho vari strumenti, tra cui l'opacità, posso regolare o meno l'opacità del layer che ho caricato, la legenda, questa della carta copertura del suolo è anche abbastanza grandina, ecco qua. Oppure posso fare il download dell'intero layer, che in questo caso è abbastanza pesante, ve lo dico. Ok, dunque, togliamo la carta copertura suolo che tanto adesso... Beh, la posso anche interrogare con la I, ovviamente posso interrogare ogni layer che io carico, eccolo qua, province, comuni, carta copertura del suolo, questo qua centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso. Ok. Sono state, ecco, un'altra cosa interessante, sono state caricate recentemente le carte storiche USA, fatte durante la seconda guerra mondiale. Alcune cose sono state già riferite e caricate. Ok. Dopodiché, beh, vertici capisaldi li abbiamo visti prima nel download. Scusami Ale, ti interrompo Sì. 5 minuti. Ok, ho finito. Puoi far vedere anche se vuoi la parte di upload statico. L'upload layer dici? Esatto, Sì, sì. ok. Ok. Allora da qui posso caricare un KML, un Geo Johnson che ho sul mio PC direttamente sul geoportale. Io purtroppo però dai, di KML, Geo Johnson ancora meno, ma KML non ne ho, quindi credetemi, funziona, ma... Sì, lo lasciamo fare agli utenti che ci stanno seguendo, così come al solito testano e ci fanno Ecco. le domande. Volevo ricordare anzi che siamo più di 450 online, abbiamo raggiunto i 450 e stiamo rispondendo direttamente alle domande che ci stanno facendo grazie al collega Umberto. Insomma. Quindi vi Bene. ringrazio anche per l'ascolto. Scusami Ale Bene. No, no, l'interruzione. tranquillo, vi mostro l'ultima cosa, il download per area. Anche qui posso, beh, carichiamo sempre la banca dati, la carta copertura al suolo. Posso fare un download semplicemente di un'area che seleziono sulla mappa. Inserisco la mia mail prima di tutto, dopodiché traccio l'area di interesse e vengono scaricati tutti i layer che sono caricati in quel momento, che io visualizzo in questo momento. Quindi conferma che sia preso in carico, mi arriverà una mail con un link per il download del dato. Quindi è tagliato proprio sull'area che ho disegnato. E, basta, mi sembra di avervi detto tutto, da non operare, l'upload, la stampa l'abbiamo vista. Ah beh sì, gli ultimi dati, dopo guarderete un po' voi con calma, sempre nella talk di destra, interessanti sono gli edifici sono stati caricati gli edifici di tutto il Veneto, ma anche per questo ci sarà un altro webinar più avanti il 17 marzo con l'Università di Padova dove verrà illustrato il lavoro. Adesso qua è solo su Venezia, però
c'è lo strato di tutto, gli edifici di tutta la regione, in un unico layer. Dopodiché sono stati... Beh, oggi va più lento del solito, ieri ovviamente mi ha caricato tutto in un attimo, ma vabbè. E i pali e i tralicci, altro layer interessante. Sì, Alessandra, scusami, ci chiedono dalla chat se è possibile spostare un layer in su e in giù nella TOC di destra, ovviamente sì, Sì, cliccando sì. sui tre Beh, puntini che ci sono a lato, perfetto, o col mouse o direttamente, trascinandolo, sì, o sì, sì. trascinando, sì, ovviamente si può spostare sia Sì, il gruppo che anche i layer del gruppo. sì, Ho risposto in qua diretta alla domanda. Grazie Daglio. Sì, si è bloccato tutto, adesso vedo un attimo, vabbè, comunque insomma, di ricaricare il visualizzatore, però ecco, le cose importanti ve le ho mostrate. Volevo mostrarvi ancora i pali e tralicci, leghe dei pali e tralicci, linee elettriche, impianti a fune, vediamo se la tecnologia mi assiste, se no pazienza. Sì, finché si carica, volevo dire Mm. a proposito di questo che adesso con i colleghi della direzione di pianificazione appunto stiamo caricando un po' alla volta tutti i layer della carta tecnica regionale e dei geodatabase creando appunto dei tematismi specifici, utili e interessanti per gli utenti, come ad esempio gli edifici prima di tutto e in questo caso i pali e i tralicci che stai mostrando tu adesso, se vedete la numerosità dei punti e Sì, delle linee che ci sono, capite anche la pesantezza dei file che vengono trattati. sì, sì, infatti sono file molto pesanti e fa un po' di fatica a caricarli, ma insomma, ecco qua. Pali e tralicci, linee elettriche e impianti a fune. Vabbè, gli impianti a fune sono un po' meno, vediamo se si riescono a caricare con meno fatica. Eccoli qua. Anche qui ovviamente nella leggenda vengono identificati gli impianti il tipo di impianto a seconda del colore, vabbè, questo è ovvio. Sì, E scusami basta. Ali, intervengo così facciamo una cosa Sì, interattiva. Prova a cliccare sopra un impianto a fune e chiedere l'interrogazione, che facciamo vedere. Ecco, come vedete, se no, andate, aspetta, impianti a fune qua. Sì. ecco, vedete lì, potete anche lì fare il download dell'impianto a fune, ok? E qualora ci fosse un file allegato che va a spiegare che tipo di file è, la sua realizzazione o altro, quindi un documento doc, un Word, un'immagine o qualsiasi altra cosa, verrà di lato, ci sarà un'iconcina diversa ovviamente che vi farà scaricare anche quell'informazione Mhm. lì relativa al dato. Sì, 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 non vi ho detto che in effetti sì, download si può fare anche direttamente da questa finestra qua. Sì, ci sono vari modi per fare i download dei dati, no? Quelli non mancano. A posto, io ho finito, Io ti lascio la ringrazio parola. Mm. Alessandra. Aspetta, ti tolgo la condivisione. Ecco. Sì, volevo soltanto dire un paio di cose prima di lasciare spazio all'architetto Miotto e al collega dottor Bonato. E ovviamente il geoportale e i relativi visualizzatori sono visualizzabili anche da tablet e smartphone, ovviamente con le modifiche del caso, nel senso che da un telefono ovviamente non potrò avere tutti i pulsanti attivi di download, ma avrò soltanto una navigazione e un'interrogazione. Da tablet invece riesco a fare esattamente le stesse cose che faccio da un computer fisso o da un portatile, diciamo così. Un'indicazione di servizio che poi darò anche alla fine, il webinar della prossima settimana, che è quello del 24 febbraio, dove modera il collega Umberto, sarà un po' più lungo perché abbiamo molti interventi, quindi per i partecipanti al prossimo webinar ricordatevi che prima delle 12:30, 13 non so se riusciamo a concludere, però insomma poi chi non può seguire fino alla fine avrà ovviamente la registrazione. Allora adesso c'è un intervento che riguarda il WebGIS del piano territoriale generale di coordinamento.
quello nuovo del 2020. Non so se poi lo accenneranno anche i colleghi, era già stato pubblicato ovviamente anche quello del vecchio piano territoriale e adesso è stato sostituito con questo che andranno poi a farvi vedere, che andrà poi a farvi vedere i colleghi dopo di me. È stato un lavoro anche questo di sinergia tra le strutture, perché come quelli del mestiere sanno, insomma poi vi diranno i colleghi, i dati contenuti in questo portale sono veramente molti. Suddivisi per tavole, poi ve lo spiegheranno appunto i colleghi. Io volevo ringraziarli personalmente, sono qui vicino a me, e lascio la parola all'architetto Alberto Miotto per una piccola introduzione e poi al dottor Andrea Bonato per la parte più pratica di visualizzatore. Un attimo che ci vediamo il cambio, grazie. Ci siamo? Perfetto. Buongiorno a tutti e grazie appunto al collega Delio Brentan che appunto ha fatto la breve presentazione sul lavoro che andremo a presentare. Io farò appunto una breve introduzione relativamente al piano territoriale regionale di coordinamento e poi l'approfondimento verrà fatto dal mio collega Andrea Bonato. Per spiegare appunto che cos'è il piano territoriale regionale di coordinamento, partiamo appunto dal dare delle informazioni basilari. Questo piano è stato approvato dal Consiglio regionale con una propria delibera, la numero 62, il 30 giugno del 2020, quindi è recentissimo, e va a sostituire il PTRC precedentemente approvato sempre dal Consiglio nel 1992, il 28 maggio del 1992, con un suo provvedimento, il numero 382. Questo piano rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio e in particolare al fine di definire la pianificazione territoriale coerente ed aggiornata, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il piano per la sola parte territoriale di competenza, senza l'attribuzione della valenza paesaggistica. Il PTRC che è stato approvato è redatto in coerenza con il documento di economia e finanza regionale, il DEFR, che è il documento di programmazione generale della regione, con un carattere generale e un contenuto programmatico, che sostituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Il PTRC quindi, in quanto disegno territoriale di riferimento, in coordinamento con la pianificazione di settore, mette a sistema, in un'ottica di coerenza e sostenibilità, le principali politiche territoriali che caratterizzano il governo regionale, tra cui il monitoraggio e la sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana e il contrasto al cambiamento climatico. Il piano appunto è articolato fondamentalmente in 4 documenti tematici: relazione illustrativa, elaborati grafici, documento per la valorizzazione del paesaggio veneto e norme tecniche. Lascio adesso la parola al mio collega Andrea Bonato, che vi va appunto ad illustrare che cosa si troverà nel web GIS del PTRC. Buongiorno a tutti. Allora, un paio di considerazioni prima di passare a vedere il visualizzatore vero e proprio del PTRC. Le tavole che vediamo fra poco sono di fatto la traduzione grafica di circa 300 livelli informativi che sono contenuti già oggi nel geoportale regionale e sono già scaricabili. E molti di questi livelli informativi sono elaborazioni progettuali proprie del PTRC. In altri casi il PTRC utilizza delle banche dati elaborate da altre direzioni regionali, sempre presenti all'interno del quadro conoscitivo regionale e del geoportale.
Questo perché proprio a sottolineare il fatto che il PTRC è un piano di coordinamento anche della pianificazione regionale di settore. Comunque tutta la documentazione di piano rimane comunque disponibile anche in formato PDF ed è recuperabile alla pagina web della nostra direzione pianificazione territoriale. Digitando su Google PTRC Veneto, il primo risultato rimanda alla sottopagina del sito regionale in cui potete trovare anche la relazione, le norme e tutti gli elaborati. In via preliminare volevo fare una considerazione anche sulla scala di rappresentazione del piano. Le tavole sono redatte per lo più in scala 1/250.000 come scala nominale, quindi una scala di carattere territoriale, in quanto comunque il PTRC è un piano di strategie direttive e in realtà poche sono le prescrizioni. Diciamo che è un approccio di piano diverso rispetto a quello del precedente PTRC del 1992. Per la verità c'è una tavola, che è la numero 9, che poi vedremo, che è in una scala più di dettaglio, 1/50.000, e quindi contiene una serie di sottotavole, sono 23 tavole che vanno a coprire tutto il territorio regionale. Passiamo quindi, adesso condividerò lo schermo, passiamo quindi a vedere il visualizzatore. Torniamo nella home page dell'IDT della Regione del Veneto. In basso a sinistra vedete questo pulsante visualizzatori geografici. Bene, il primo risultato a sinistra è quello proprio del PTRC 2020. Dobbiamo dire che questo visualizzatore è già visualizzabile a tutti, anche all'esterno, è stato caricato ieri, quindi è funzionante. Stiamo finendo, lo stiamo implementando, stiamo finendo di caricare le tavole, ma adesso vedremo. Ok, quindi link al visualizzatore. Ed ecco a destra l'elenco delle tavole e dei livelli contenuti nelle varie tavole. Vi dico subito un paio di cose proprio di livello proprio di procedura per quanto riguarda la visualizzazione. Vedete che ci sono diversi pulsanti a fianco della legenda. Innanzitutto, scorrendo con il mouse sopra la legenda potete vedere il nome completo del livello informativo caricato. Dopodiché è possibile modificarne l'opacità, le trasparenze, è possibile aprirne le legende. Ora sono qui dietro, ma stanno caricando, ci vuole un po' di tempo per vengono caricate. È possibile fare il download del layer, quindi direttamente anche dal visualizzatore, oltre al fatto che comunque tutti questi dati sono presenti, possono essere ricercati anche da catalogo Ecco le leggende, e dove ci sono questi tre pulsantini a lato è possibile aprire la tabella degli attributi e, altra cosa importante, visualizzare il metadato, quindi le informazioni relative al dato. Partiamo quindi con una veloce carrellata delle tavole che compongono il PTRC. Attendiamo un attimo il caricamento. Abbiamo la rete un po' rallentata, adesso sta caricando. Comunque questa prima tavola, denominata tavola di ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992, è un po' una tavola diciamo di raccordo fra il piano del 92 appunto e il nuovo PTRC 2020. Ora non mi fermerò a tediarvi sulle norme, anche perché non è di piano, perché non è argomento della giornata,
ma questa più di altre è una tavola che andrebbe letta assieme all'articolo 80 delle norme, perché di fatto rappresenta lo stato di attuazione appunto della tavola 5.9 del vecchio PTRC del 1992. Per particolari ambiti, che erano ambiti destinati a parchi e riserve naturali di carattere regionale e locale, questa tavola e la norma collegata li distingue fra ambiti che hanno avuto un'attuazione attraverso pianificazione di carattere regionale o anche i piani comunali, dai pochi ambiti che non hanno avuto invece questa attuazione. In questo caso c'è una norma finale di piano che detta delle prescrizioni in attesa della loro attuazione. Passiamo alla tavola 1A, 1A denominata uso del suolo terra. In questo caso il PTRC individua quello che è il sistema del territorio rurale. In particolare in questa tavola vengono individuate 4 classi di territorio agricolo a cui sono state associate diverse direttive del piano in base anche alla qualità di questi suoli agricoli. Questo tema peraltro verrà poi ripreso in modo più dettagliato anche nella tavola numero 9, nella sottoserie delle tavole numero 9. In questo caso, in questa tavola è riportato anche, oltre ad alcune informazioni territoriali di base come cartografia, viabilità, urbanizzato e quant'altro, anche il sistema del suolo agroforestale. Passiamo alla tavola successiva, tavola denominata 1B, uso del suolo acqua. Allora, in questo caso la tavola, attendiamo un attimo il caricamento della tavola, in questo caso la tavola è un po' una tavola di raccordo col piano regionale di tutela delle acque, sempre per il fatto appunto che il PTRC è appunto un piano di coordinamento della pianificazione di settore regionale. Cosa contiene? Contiene, diciamo, il sistema idrografico regionale, quindi l'idrografia principale, la fascia delle risorgive, le aree in cui sono presenti le sorgenti, il sistema degli acquedotti del Veneto. E contiene anche un anticipo di informazioni che poi vedremo in più dettaglio nella tavola successiva, relativo alle aree soggette a vincolo idrogeologico e alle aree di maggiore pericolosità idraulica. Attendo il caricamento un attimo, giusto per un attimo scorrere la tavola per farvi vedere graficamente i contenuti. Ripeto, questo visualizzatore è già attivo, quindi potete già da subito consultare le tavole. Tavola successiva fa sempre parte della serie 1, diciamo così, ed è la tavola denominata 1C, idrogeologia e rischio sismico. Quindi in questo caso i livelli informativi che sono contenuti in questa tavola sono afferenti al sistema idrogeologico del territorio regionale e in particolare le aree di pericolosità idraulica e quelle di pericolosità geologica. Inoltre sono presenti anche le fasce di zonizzazione per quanto riguarda la pericolosità sismica. C'è da fare una puntualizzazione, questa vale in via generale. Ovviamente il territorio è dinamico e allo stesso modo sono le banche dati
non solo del PTRC, ma in generale contenute nel geoportale regionale. Quindi anche le banche dati sono in evoluzione, vengono aggiornate periodicamente, quindi l'informazione chiaramente non è statica, ma subisce di per sé delle variazioni in base anche appunto alle dinamiche territoriali. La tavola numero 2. Tavola numero 2 denominata biodiversità. In questo caso gli elementi contenuti in questa tavola sono afferenti al sistema della rete ecologica regionale, dove per rete ecologica regionale il piano, il PTRC, intende le aree Natura 2000, i corridoi ecologici, i parchi e le grotte. C'è da dire che in particolare questo tema è stato in modo ottimamente sviluppato anche dai piani provinciali, perché nell'ambito regionale del Veneto tutta la pianificazione regionale è già stata approvata e in particolare questo è uno dei temi propri anche di quella pianificazione, quindi di un livello più di dettaglio, quindi sulla base delle cartografie regionali le province hanno sviluppato, hanno dettagliato le cartografie e hanno sviluppato tutta anche una normativa associata appunto a questa rete ecologica regionale. La tavola numero 3, energia e ambiente. In questo caso il collegamento al piano di settore è il collegamento al piano energetico regionale PERFER, denominato PERFER, approvato dalla Regione del Veneto nel 2017. Velocemente cosa contiene questa tavola? Contiene il sistema principale dei poli di produzione di energia elettrica e contiene il sistema a rete della distribuzione di questa energia. Anche in questo caso tavola redatta diciamo di concerto anche con gli enti gestori dei servizi a rete e di produzione dell'energia elettrica. Passiamo alla tavola successiva, la tavola numero 4. Tavola numero 4 afferente al tema della mobilità regionale. Quindi questa tavola indica le reti, i sistemi di trasporto a rete, quindi quello ferroviario, stradale, marittimo e anche l'ipotesi di progetto avanzate dal PTRC. In questo caso questa tavola è coordinata con il piano regionale dei trasporti, peraltro piano approvato nelle stesse settimane, poche settimane dopo al PTRC, quindi nell'estate del 2020. Attendiamo un attimo il caricamento giusto per farvi vedere un po' quali sono i contenuti. Diamo modo al geoportale che è subissato di chiamate al server di poter caricare i livelli informativi. Ripeto, sono circa 300, quindi le voci di leggenda sono tante. Il caricamento oggi è un po' rallentato, ma comunque funziona. Ecco, ad esempio questa puntinatura è l'individuazione delle aree afferenti ai caselli autostradali e alla rete ferroviaria regionale su cui il PTRC, a cui il PTRC dedica un articolo specifico e dà anche alcune indicazioni specifiche per la trasformazione di queste aree. Passiamo alla tavola successiva. La tavola successiva è denominata 5A sviluppo economico e produttivo ed è abbinata un po' se vogliamo alla successiva
5B invece che tratta lo sviluppo economico però con una declinazione legata al turismo. Questa prima tavola contiene l'indicazione, i livelli informativi relativi alle piattaforme, le aree produttive, le aree logistiche e i distretti produttivi di rango regionale. Lo vedete anche questa individuazione fatta con questi macro rettangoli di individuazione, e contiene anche a un livello un po' più di dettaglio quelle che sono le eccellenze produttive regionali. Dicevo, questa tavola è collegata alla successiva, anche poi nell'impostazione della normativa di piano, sono all'interno del stesso titolo, che è la 5B, appunto, come dicevo prima, dedicata invece allo sviluppo turistico regionale. In questo caso sono individuate quelle che sono le polarità turistiche del territorio regionale, quindi declinate per quanto riguarda il turismo costiero, l'acquale, delle città d'arte, montano e così via. Contiene appunto queste polarità del turismo regionale, quello naturalistico, del turismo slow, quelle del turismo termale, congressuale e così via. Ovviamente questa tavola è coordinata anche in questo caso con un piano di settore che è il piano neve regionale. Passiamo alla tavola successiva. Ecco, c'è da fare una puntualizzazione. La tavola successiva, che è la numero 6, che è denominata crescita sociale e culturale, è la tavola in via di caricamento, quindi nei prossimi giorni troverete le informazioni e diciamo le banche dati relative anche a questa tavola, che sono sempre già scaricabili da Geoportale, non ancora inserite in questa visualizzazione, ma lo stiamo facendo proprio in questi giorni. Quindi passiamo alla tavola successiva, che è la numero 7. Ora, questa è una delle due tavole su cui il piano ha fatto un focus particolare. La prima è sulla montagna del Veneto, la seconda, quella successiva, sulla città. Questo focus è stato fatto proprio per dedicare un'attenzione particolare alla montagna, anzi meglio alle montagne, perché non riguarda solo chiaramente la provincia bellunese, ma anche le parti alte della provincia trevigiana, di Vicenza e di Verona, Altopiano di Asiago e poi la Lessinia fino ad arrivare al Baldo che si affaccia sul lago di Garda. In questo caso indica i sistemi insediativi montani, quindi sono indicati i sistemi insediativi montani, il sistema dell'economia montana, nonché il sistema di relazioni fra le cosiddette città alpine. Anche in questo caso ovviamente c'è una normativa associata, appunto scaricabile, consultabile all'interno della pagina della nostra direzione pianificazione regionale. Dicevo, questo è uno dei due focus, quello successivo fa riferimento alla tavola numero 8 denominata città motore di futuro. In questo caso viene rappresentata e viene indicata quella che è un po' la caratteristica dell'area veneta di pianura, questo sistema della città policentrica, ben visibile da questa tavola, in cui ci sono una serie di poli attrattori di carattere di rango regionale più importante, che sono tutti attestati peraltro lungo il corridoio numero 5, europeo numero 5, nonché autostrada A4,
e poi sono indicate tutta una serie di città medie e medio-piccole che formano appunto questa armatura urbana del Veneto e lo caratterizzano come area policentrica. All'interno di questa tavola, ecco, mi stavo dimenticando, sono anche individuati dei sistemi cosiddetti metropolitani afferenti all'area pedemontana del Veneto, a un'area di pianura centrale, a un sistema metropolitano cosiddetto del Veneto occidentale che ruota attorno al capoluogo di Verona, e poi quest'ambito denominato ambito esteso Fradice-Po, che fa riferimento al territorio polesano. Passiamo quindi all'ultima tavola di piano, poi faremo anche una puntualizzazione finale, quella che avevo anticipato prima, definita sistema del territorio rurale della rete ecologica, che riprende un po' e dettaglia un paio di temi che abbiamo affrontato nella tavola 1A e nella tavola 2, quella sulla biodiversità, e a cui però si aggiungono anche altri elementi meritevoli di tutela, valorizzazione, che sono ad esempio i boschi di pianura, i prati stabili, i paesaggi terrazzati del Veneto, nonché poi alcuni elementi o manufatti che fanno riferimento invece alla parte prettamente antropizzata del territorio, quindi i centri storici, le ville del Palladio, le ville venete, i castelli, luoghi manufatti della Grande Guerra. Chiudo dicendo che oltre a questo sistema di 9 tavole abbiamo caricato anche un gruppo di livelli denominato documento per la valorizzazione del Veneto. Questo è un elaborato di PTRC, non è propriamente una tavola, ma contiene tutta una serie che il piano definisce sistemi di valori, che fanno riferimento anche in questo caso alle ville, ville venete, archeologia industriale. Questa tavola, anzi questa rappresentazione, contiene i sistemi di valore che sono anche i siti UNESCO del Veneto, e un'altra novità sono i manufatti legati alle architetture del Novecento, per cui c'è una normativa associata, e quindi abbiamo convenuto comunque anche, se non è propriamente un elaborato cartografico, di riunire questi livelli informativi all'interno comunque del visualizzatore cartografico, e quindi lo trovate sotto la dicitura documento per la valorizzazione del Veneto. Questo quindi è un po' la carrellata delle tavole grafiche e quindi dei livelli informativi che stanno dietro queste tavole, che compongono un po' questo nuovo PTRC approvato nel 2020. Io direi che possiamo concludere questa presentazione. Sì, grazie mille Andrea per la presentazione. Io intendo allora, scuse dovute, diciamo che oggi abbiamo deciso di farvi vedere per primo anche il portale del PTRC, perché come avete visto è un visualizzatore ricco di segni grafici, come si diceva una volta, immagini, tematismi, quindi la lentezza, oltre al fatto che purtroppo in regione non abbiamo una rete molto veloce, abbiamo anche lo streaming attivo, ma è dovuta anche al fatto che appunto le leggende sono molto pesanti di per sé. Guardatelo pure da casa, ma un visualizzatore
online con tutti questi livelli informativi, diciamo che è stata una scommessa e secondo me è una scommessa anche vinta. Volevo rispondere ad alcune domande a cui ho già magari accennato via chat prima. La data di aggiornamento dei dati è scritta nel metadato. Adesso mi riconnetto, mi riapro anche il visualizzatore di Andrea prima e tornando all'home page di IDT per cominciare l'ultimo mio intervento, che sarà molto veloce anche vista l'ora. Torniamo un attimo ad esempio al portale che hanno fatto i colleghi della direzione foreste su portale terra e uso civico, perché vi mostro questo, adesso lo vedrete subito. Come vi dicevo, la data di aggiornamento dei dati è indicata nel metadato. Il metadato può essere visto, come vi faceva vedere Andrea prima, o dai tab dei tre puntini, eccoli qua. Se vediamo qui dentro c'è visualizza metadati, vi aprirà una scheda in cui c'è l'aggiornamento del dato. In questo caso i confini comunali va bene aggiornati al 2016, ma ovviamente ogni dato ha la sua scheda. Quindi per chi mi chiedeva prima di quando è l'aggiornamento del dato, purtroppo ci sono più di 800 dati contenuti all'interno dell'infrastruttura, non me li ricordo tutti a memoria, però nel metadato potete trovare le indicazioni. La ricerca per parola, allora diciamo che i portali sono preimpostati dall'utente che desidera mostrare i dati. Ovviamente all'interno della TOC non è possibile fare una ricerca per parola, ma è possibile fare la ricerca dal catalogo. Quindi se io nel catalogo voglio cercare un tema, come vi mostravo la prima volta, posso cercare la parola suolo e trovo tutto quello che riguarda la parola suolo. Stessa cosa per il portale della pianificazione del PTLC. Se io voglio cercare un tema particolare che poi sarà già caricato in una tavola, lo posso cercare da qua. Perché vi mostro questo visualizzatore? Questo visualizzatore è cosiddetto mappa doppia. Cosa vuol dire mappa doppia? Vuol dire che io posso all'interno di una stessa tab, di una stessa finestra, aprire due visualizzatori. In realtà apro due mappe che sono, se vedete, simultanee nel caricamento e nello scorrimento. Questo a cosa serve? Serve ad esempio a mettere nel portale di sinistra, come ha fatto la collega qui, le terre a uso civico dei comuni, e nel portale di destra le situazioni ad esempio delle regole, e vedere nello stesso momento, nello stesso posto, due situazioni diverse senza aprire, chiudere o caricare più tematismi uno sopra l'altro. È possibile anche utilizzarlo per un confronto a livello proprio visivo di, ad esempio, ortofoto diverse. Quindi adesso spegniamo i tematismi vettoriali caricati sopra e va andando a zoomare in particolare in un dato territorio. Posso fare un confronto anche soltanto a livello visivo di come è evoluta la situazione. Quindi questo portale a mappa doppia è stato proprio realizzato per questo scopo. E sempre utilizzando questo visualizzatore volevo farvi vedere che in basso a sinistra, accennavo già nel primo incontro, ci sono tutti i sistemi di riferimento possibili che vengono gestiti in real time dal nostro geoportale. Quindi se io volessi cambiare il sistema di riferimento nella mappa e scegliere ad esempio Gauss-Boaga fuso est o fuso ovest in questo caso, o il fuso 12, andiamo col fuso 12 che è il nuovo sistema di riferimento adottato in Veneto, ovviamente il portale mi andrà, togliendomi la mappa doppia, a trasferire tutte le informazioni e anche le coordinate sotto in quel sistema di riferimento. Riaprendo poi la mappa doppia avrò la mappa doppia, si riapre e si chiude nella finestra qua in alto a destra, come vedete, chiudi vista affiancata. Mappa doppia è un gergo. Ok, facciamo così, chiudiamo anche e abbiamo sia a destra che a sinistra lo stesso punto in sistemi di riferimento diversi.
Può essere utile ad esempio per comunicare a un collega da una parte in ETRF 2000, dall'altra parte in VGS 84, le stesse coordinate dello stesso punto, o per altri scopi. Insomma, ecco, questo è quello che volevo farvi notare. La conversione è ovviamente al volo e ovviamente rigorosa, che utilizza i grigliati dell'IGM. Torniamo un attimo all'home page di DT per fare un rapido excursus dei visualizzatori, non voglio rubarvi ulteriore tempo. Se poi ci sono domande c'è sempre la chat aperta, i colleghi mi riferiranno. Il WebGIS dei dati satellitari lo vedremo la prossima volta, però volevo fare un accenno ai dati Sentinel. Questo è un WebGIS che è stato realizzato dalla nostra Direzione di Difesa del Suolo in collaborazione con l'Università di Firenze, dove vengono pubblicati i dati di sensibilità e di velocità di deformazione scaturiti dai dati derivati dal Sentinel-1 appunto radar. Questo è un portale che è stato oggetto di numerosi studi e anche di seminari online ad hoc appunto per l'argomento. I dati qui sono dei dati rasterizzati, ovviamente vengono modificati e sostituiti ogni qualvolta ci arrivano elaborati dall'Università di Firenze. Colgo anche l'occasione per ringraziare i colleghi della Difesa del Suolo per l'enorme lavoro che hanno fatto nella pubblicazione di questi dati. Ovviamente interrogabili, anche in questo caso questo è un esempio di dell'uso del suolo, eccetera. Poi sarà oggetto ovviamente di un seminario ad hoc. Torniamo indietro, sempre nel portfolio, WebGIS delle foreste, anche in questo caso andrò veloce, sarà oggetto probabilmente di un altro WebGIS ad hoc sulla parte dei dati delle foreste. Carta forestale caricata, carta delle categorie regionali e ovviamente tutti i dati che servono ai colleghi della direzione foreste per le loro elaborazioni. Mi chiedono come vengono utilizzati i servizi VMS e VFS. C'è un link nell'home page del portale della regione, adesso ve lo faccio vedere, quindi rispondo di nuovo in diretta alla domanda, e questo link qua è un link unico sia per i servizi VFS che per i servizi VMS. Abbiamo fatto la scelta di utilizzare un unico link da utilizzare con i software client più comuni, insomma QGIS, ArcGIS e altro, in modo che l'utente possa anche collegarsi in diretta con il proprio client ai dati aggiornati del portale. Per chi non è esperto ovviamente potrà utilizzare un visualizzatore. Anche questo molto importante, il portale di GeoCity, il portale di GeoCity che è stato oggetto anche di una pubblicazione ad Asita negli scorsi anni. È un portale che indica, appunto, riporta la cronistoria di tutti i geositi della Regione Veneto ed è integrato con un altro portale alfanumerico dove vengono effettuate le segnalazioni dei geositi con la relativa scheda e poi vengono pubblicati i dati statici e diciamo così grafici, quindi geografici del geosito stesso. Può sembrare un portale, diciamo così, con pochi dati, ma sono informazioni molto importanti a livello nazionale ed europeo. Ovviamente in ogni portale è possibile, come già spiegato la collega Alessandra Amoroso prima, aggiungere o togliere i dati di riferimento. Uso questo portale per mostrarvi i dati del catasto. La categoria 99 è una categoria che viene utilizzata per inserire dati che non sono della pianificazione, quindi fino alla categoria 11 abbiamo deciso di utilizzare un'altra categoria per inserire. In particolare mi soffermo un secondo sui dati del catasto. Non sono dati della Regione del Veneto e non sono dati in possesso della Regione del Veneto, arrivano direttamente da un servizio VMS dell'Agenzia delle Entrate e sono utilizzabili soltanto nel sistema di riferimento 6706, come qui vedete. Vediamo adesso, andiamo proprio in diretta, vediamo se riusciamo a farli vedere. Cambiamo il sistema di riferimento, riapriamo il catalogo
andiamo sulla parte catasto, carichiamo ad esempio i fabbricati, ovviamente andiamo a selezionare le petite Juvent, la parte di TOC, proviamo a caricare la data, come vedete c'è già, compare subito il login Agenzia delle Entrate 2021, questo vi fa capire che non è un dato proveniente dalla regione, ma noi ringraziamo l'Agenzia delle Entrate che ci mette a disposizione con una licenza CC BY il dato catastale, ed eccolo qua il dato catastale. Questo può essere paragonato con tutti i dati contenuti nel nostro visualizzatore. 12:15 io vado alla chiusura. Sì, quindi poi lascio spazio anche ai colleghi se devono rispondere alle domande, e anche al collega Umberto Trivelloni che voleva introdurvi velocemente il webinar della prossima settimana. Per correttezza torno al portale, vi ricordo sempre che sarà pubblicato poi il sondaggio qui sulla riuscita, insomma, dei webinar, e che all'interno della news trovate comunque il link per collegarvi ai successivi seminari. Io vi ringrazio dell'ascolto, siamo sopra le 400 persone, anche oggi siamo veramente felici. Sconnetto la connessione e lascio la parola al collega Bonato per domande sul PTRC. Sì, brevemente abbiamo visto una richiesta da casa che faceva riferimento al sistema del territorio rurale del PTRC. Allora, vi faccio vedere velocemente come scaricare il file. Allora, potete scaricarlo direttamente dal visualizzatore che abbiamo visto, cartografico, che abbiamo visto prima, cliccando all'interno della tavola 1A vicino al livello di riferimento, oppure direttamente dal geoportale facendo una ricerca da catalogo. Per comodità vi indico anche all'interno del quadro conoscitivo regionale, qui in basso a sinistra, che tutte le informazioni relative al PTRC sono contenute nella sottocartella pianificazione vincoli, quindi pianificazione territoriale vigente e successivamente PTRC approvato nel 2020. Per quanto riguarda in particolare le aree agricole di cui si diceva prima, la ricerca da fare è sistema del territorio agricolo . O basta cercare anche come sistema, come parola chiave, e adesso la rete è un po' rallentata, comunque il nome di riferimento è sistema del territorio agricolo. Volevo sottolineare che la norma collegata, eccola qua, sistema del territorio rurale, PTRC 2020, potete aprire in visualizzazione diretta il file, lo potete scaricare e chiaramente potete vedere anche l'informazione sul dato, quindi sistema del territorio rurale PTRC 2020, vedete la descrizione fa riferimento alle tavole 1A e numero 9. E una cosa, la norma collegata al sistema del territorio rurale è l'articolo 7 e successivi. Ultimissima cosa, tutti questi livelli informativi sono in shapefile, ci chiedevano se sono gestibili attraverso il software QGIS. Certo, sono gestibili, e QGIS, come tutti gli altri software che gestiscono appunto e lavorano con gli shapefile. Lascio la parola quindi al collega Trivelloni per la chiusura della giornata. Eccoci qua, scusate il momento di passaggio.
Io sarò molto veloce, vorrei prima di tutto ringraziare tutti quelli che si sono collegati anche oggi, hanno avuto pazienza anche se abbiamo esagerato un po' con l'orario rispetto alle previsioni. Vorrei però, oltre a ringraziare il moderatore Elio che ha condotto benissimo questo webinar, questa tappa di questo percorso che immaginiamo in qualche modo continuerà anche dopo con altre iniziative, stiamo già pensando a un webinar più tecnico su alcuni aspetti legati ai satelliti che sarà realizzato assieme a partner stranieri e in lingua inglese, ma anche altre iniziative che sono in cantiere che vi annunceremo in seguito. Ringrazio in particolare i colleghi che si occupano di pianificazione nella stessa direzione in cui siamo noi, perché questo loro lo sanno meglio di me, in particolare l'architetto Miotto che segue questi aspetti da diversi decenni. Vedere il piano pubblicato in questo modo, con queste modalità anche di ordine tecnico, tecnologico, meteorologico, è una enorme soddisfazione pensando a come si è partiti, senza naturalmente entrare nel merito del contenuto o del disegno del piano, ma mi riferisco soltanto agli aspetti legati al settore di nostra competenza, quindi al trattamento del dato nella sua accezione geografica. Prima di chiudere mi permetto di fare un lancio per il prossimo appuntamento. Se ne è già parlato, Delio ve l'ha già descritto prima, però ecco, vi invito a intervenire numerosi, vi dico ne vedremo delle belle. Come potete vedere dal programma ci sono ospiti che derivano da ambiti molto locali, cioè i colleghi che magari stanno un paio di piani di sotto che hanno sviluppato interessantissime applicazioni con dati satellitari, ma abbiamo anche ospiti che arrivano dalla nostra sede di Bruxelles, dalla Commissione Europea, e dal network Nereus e quant'altro, sostanzialmente, oltre naturalmente all'amico Silvano De Zorzi che ci farà vedere le importantissime dotazioni di dati satellitari che stiamo via via acquisendo per arricchire l'infrastruttura dati territoriale e in ultima analisi l'offerta di servizi per la cittadinanza. Ecco, soltanto una nota, il prossimo webinar sarà un po' più lungo, temo che finiremo oltre le 12:30 perché come vedete i relatori sono molti, quindi mi sembrava opportuno segnalarvelo subito. Abbiamo cercato di rispondere in tempo reale alle domande che sono state poste. Come al solito, se qualcosa ci è sfuggito, vi invitiamo a riproporre le domande nell'indirizzo di contatto email che abbiamo più volte proposto. Grazie a tutti, buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.